congresso provinciale dell'Associazione Ciechi ad Agrigento per discutere su tematiche importanti anche alla presenza dei vertici nazionali. Oggi siamo qui riuniti come ogni anno di questi tempi per l'approvazione dei documenti contabili della relazione morale dell'attività svolta dalla nostra sezione sul territorio provinciale nel 2022. Oggi abbiamo l'opportunità, l'onore e il piacere di avere con noi il Presidente e la Vicepresidente nazionale, il Presidente regionale e molti Presidenti delle altre sezioni a testimonianza dell'unità sul territorio della nostra associazione, che è poi il volano fondamentale con cui riusciamo a ottenere le nostre conquiste e a mantenerle. Il Presidente nazionale oggi ha onorato la nostra città con la sua presenza per discutere di tematiche purtroppo antiche. Ecco, qual è il grado di soluzione delle vostre problematiche, Presidente? Beh, intanto l'onore è mio di essere in una città come Agrigento che basta la storia a raccontare che cos'è stato e che cos'è questa città, e anche in questa sezione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che grazie al suo Presidente e ai suoi dirigenti svolge tantissime attività e tanti servizi a favore delle nostre persone, dei nostri soci, ma non solo, perché c'è anche un ambulatorio oculistico dove si svolgono visite per prevenire la cecità. Noi siamo i testimonial di che cosa non deve accadere agli altri. La cecità va prevenuta prima ancora che arrivi. E per quanto riguarda le altre tematiche, barriere architettoniche, la possibilità non solo di accedere senza difficoltà in posti dove occorre per esempio la carrozzina eccetera, ma anche quelle barriere culturali, leggere i libri, per noi ciechi andare a scuola, studiare è importantissimo. Poi abbiamo tutti gli altri temi che possiamo riassumere in una parola sola: i diritti di una persona con disabilità visiva, che devono essere i diritti e i doveri di tutti i cittadini. Presidente, un'ultima domanda, avete anche dato un riconoscimento a un vostro socio che dimostra, a differenza di tanti giovani, una vitalità intellettuale notevole. Ma il professore Zaccone, tanti lo conoscono, ha insegnato per più di 30 anni nelle scuole pubbliche ed è la dimostrazione vivente di come un non vedente, se ha la possibilità di istruirsi, se ha la possibilità di potersi emancipare, può dare agli altri, può essere una valida risorsa per tutti i cittadini, per gli alunni, per gli altri non vedenti, ma anche per chi vede, ed è un esempio per tanti giovani, come dicevi tu poco fa, per questo stimolo di vitalità che ha, che insegna a tanti la gioia di vivere. Il prossimo appuntamento, Presidente? Il prossimo appuntamento della nostra associazione, quello ufficiale, la prossima assemblea l'anno prossimo, ma ora nel prossimo futuro organizzeremo tante attività ludico-ricreative per l'estate con cui staremo insieme e con cui permetteremo... Insomma, si riprende l'attività dopo il Covid. Certo, questo sarà la consegna dei cani guida. Ecco, a giugno avremo la consegna dei cani guida qua nella nostra Valle dei Templi, che è un evento importantissimo, fondamentale per l'autonomia dei non vedenti. Per la prima volta consegneremo i cani guida ai non vedenti qui nella nostra Valle dei Templi. Presidente, a lei la conclusione di questa intervista. Noi lavoriamo tutti i giorni, il nostro dovere è di essere presenti ad Agrigento, a Palermo, a Trento, a Torino, proprio per portare la voce della dirigenza nazionale a queste nostre assemblee, ma soprattutto per raccogliere da queste nostre assemblee territoriali la voce che ci permetta di capire quali sono le esigenze principali e quali sono i temi su cui poi in Parlamento, il Governo, nelle istituzioni nazionali e locali dobbiamo andare a battere i pugni e a far sentire la nostra parola. Un riconoscimento importante anche per la sua intelligenza, per quello che lei fa nonostante l'età. Lei ha dato un monito verso i ragazzi, verso i giovani. Noi dobbiamo essere di stimolo ai giovani.
non serve lamentarsi, bisogna costruire. Io ho costruito nell'Unione Italiana Ciechi, cominciando con un tavolo e 4 sedie, e ho costruito tanti giovani, per cui mi congratulo per quel ragazzo che si è laureato in scienze spaziali e Donzella che è sulla strada di un approfondimento culturale che mi seguirà come tifologo.